Este de moros custa bandera, chi vorrà su coro. Seu Peppino Argiolas, nasce su 15 de marzo del 1920. Seu partiu con paese militari a Verona. Tenia de Verona manti mandavo in Russia. Santi posto in notte, 3 mesi prima di partire, poi si già preparato, quando partiamo, che si già preparato. Santi posto in notte 3 mesi prima. E devo questi 3 mesi in Araita, che andare in Russia, per chi comprende anche una cosa. E poi io scippo che devo entrare in vocabolario italiano, russo, italiano, se sì, e mi ha pubblicato questo vocabolario. E avrà ma questi al libro uscita, avrà un po' lì per studiare, per capire anche una cosa, per andare a pausa non uscire un nuda. E comunque veniva sentita questa partenza, se partito, devo attendente di un capitano medico a Verona, e il capitano medico pure partì con me, questi partiti su 4 militari della sanità e questo capitano medico. Quando sono partito su un treno, ho fatto un scanto di viaggio, ma meta. Quando sono arrivato su confine tra la Polonia e la Russia, che sono arrivato su un treno, su treno in territorio russo non poteva entrare, poi che la ferrovia era più larga 25 centimetri, sicché denguni tanto si lasciato del treno, e si sono posto in macchina, poi non pago, fu già occupato di una parecchia mesi prima di Mimi in Italia, in italiano in Russia. E ho camminato una parecchia di che facevo questa media di 30-35 km, sta di massimo, ma questa strada fu libera, facevo camminare di più, sicuramente noi della sanità di altro pure, portavamo in macchina, specie di questa fanteria, camminando a piedi. E poi questo che viene con 30-35 km fetta, sa di può essere tutto su, questa truppa per viaggiare tutto Paris. Arrivavo dopo che ho camminato 5-6 mesi, arrivavo in una piazza, si fermano a macchina e dove si passava, e come tu vai facendo di Castia B1, e narra, ma questo pare che tu conosci. E questo pure, tanto quando io sono pure Castia, mi andavo, puntetta, non mi conosci, sei per 10. Questo per 10 non si dà recordare posato, sanno. Edoardo De Verdieccia. Fu coiavo con il tasinata, con figlia del signore. A Ricchetta da Sanna, figlia del lamminaio. E comunque sono da Rolese, però qui a Nurri, e potevi giocare di un Nurri. E tanto su questo pure, un po' come nazione, capitavo su pure questa sanità. E tanto su che si clienta che devo arrivare tanto su una parecchia di mi cantano perché non ci mi narrante certo sfueggio su chi non si addepinai, ma devo non non riuscire, e anche quando dovevo stare nella radice, invece non potevo dire, questo che non tu comprendi ancora. Tanto rendo Coca-Cola, quando io sono entrato su un territorio russo, su capitano mi hanno, ma oltre a seguire a fare su attendente con Mimmi, però Mimmi è un onore a fare questo, perché poi attendente ma buffi ancora, infatti fu siciliano, ma ricordo per il suo nome, Salvatore, il suo cognome non mi dà ricordo. E poi questo pure una parte veramente, dopo 6 mesi che questo prigioniero fu morto di una diarrea che insomma una malattia legge che si è applicata a tutti, è morto metà. E tanto su capitano, tornando su capitano, mi hanno a tutti un impegno. E poi adesso questo impegno, hanno come avanzato sia da un villaggio, sia da una ida, sia da una città, tutti hanno arrangiato che qualcuno vede un russo. Domanda se che si piegare con forza un alloggio, no? Questa è una parte di canta con forza, ci canta tutto se non si non danniamo. E mi ricordo che prima si incontrava, ma appunto tutto giovanelli, poi tesi sul russo da 18 a 65 anni, appunto in guerra. Infatti, mi hanno fatto troppo anziano, 65 anni, però da 60 a 65 tenivano proprio piantoni, guardie, tutti non furono proprio pronti per questa guerra.
sono accettati. Comunque ti impegnai, recuperare un alloggio ponoso. Ed io cercavo di domandare che ancora mi doveva questa picciocca, che questa poteva esprimere, ma però non fu cosa avete, non è lui che andava, deve cercare amicizia in una famiglia, in famiglia. E questa picciocca mi andava, che devo di andare, tu mi puoi indicare di recuperare un alloggio ponoso, ma che sia potuto, ma che sia una stanza, no, bene con Mimi. Mi ha portato come se fosse un trauso, a destra un andettello, a destra due stanze aperte, ma questa tua si punti posato, ed è di no, però non si induna, se uso due uomini, se però venire due brandas, e già andava bene, no, andavo da spiegare tutte e due, se ci viene altri militari, è occupata già dai militari, e ci ho fatto. Quando si varrà vari disi, andava a papà con suo capitano Sammenza. E questa sa mamma di questa mia nave, poi non aveva a papà con noi, aveva a papà con noi. Da però no, e se poi non ti piace su chi con noi a papà, da però no, non è pure, è tanto. E si è fatto comprendere che si non ha fastidio, no, tu si fai compagnia a noi, altro che fastidio. Da però mo intanto di nostro capitano di nuovo. E infatti ora sarà incluso di nostro capitano e c'è per mantenere, poi non aveva a papà con isso. No, c'è un naso maggiore, perché io pure solo non posso fare nulla. Di naso maggiore, e tanto mi ha naso capitano, vai come ti ho il Peppino che hai nato, lo sai tu come sei, chi è Peppino, no, fai tu, capitano. E tanto poi parlavo. E tanto passano già 3 mesi, e bene, i ordini su fronte si fermavano tanto tempo, su fronte fu prima. E la polizia fu stata dei russi, poi si sono allontanato, si è fatta questa fortezza in questo frattempo. Però il nostro pure capo di Sierro non si fermanta, un po' nostro italiano specialmente, non si portava tanti anni con soffrire, noi tedeschi, ma magari si sopportano tanto da noi, ma nostro italiano non me da. E comunque arriva a dei partiti, di esportare l'esercito, e dicevano, grazie per partiti, noi non vanno a guerra, a Marolla, mica mi posso rifiutare. E si mangiano, si è preso la causa, e attaccano a pranzo, mamma, figlio e villa. E avranno 2 ore, però una cosa si promette, non è te che si promette. Si promette che quando finisce la guerra, prima di andare in Italia, torno a passare il nome per salutare e poi ringraziare del affetto che mi donava, tutto ciò che hai fatto con Mimmi. E aí ci si parlava, però tanto questa guerra seguiu e accanto a isso non si può tornare. Dunque sai, fu adesso, e cominciavo a ritirare, e cominciavo su 1° di dicembre, dicembre del 42, su 1° di dicembre. Poi a noi della sanità, che appunto sei a me dei suoi fronti, non si è fissato di dire che si è ritirata, si preparava. E 2 mesi dopo che non si sono avvisato per essere ritirata, però questo è già in ritardo. E io cominciavo a camminare, 2 mesi pigliavo i comandanti maggiori che portano la carta geografica, portano il mappa mondo, e poi pigliavo questa strada di noi. Si camminava per 2 mesi, mancai 2 mesi e mezzo, 3, io serrai e basta toccare a tornare a furriare. Questa storia è durata per 15 giorni, andai a tornare. E questo su chi non santificavo su, poi andando su, infatti la valle della morte di Antagosto, questa gente di accatastata. Poi te Carruso si preparava prima, si preparava su questa fortezza. Poi io camminavo, riuscivo a mancare uns 400-500 chilometri, non c'era questa fortezza nuda. Tutto libero fu. Ma quando sono arrivato a questa fortezza, già si organizzava bene in russo, sai. In cui, sperando, infatti io sono stato ferito proprio in questa ritirata.
e sopra che punta sta cattiuscia. La cattiuscia è un'arma potente, s'arma più potente che di niente, una specie di cannone che di niente, donne tirata i 37 di proiettili che spainanta giro comprende. In cui è stata proprio e noi sul braccio è entrato a noi vestito a noi. E infatti su questo braccio questo non gira pure. Proprio sta di dicembre, su 25 di Paschicella, e Santi cerchiamo un capannone di vino, e fosse sì, uns 300 o 400. E come tu non ti arrivavo, sono 7-8 guardias russe con su parabelle è un'arma gruzza, mi ha portato un disco in mano che mi porta da 100 pallottole. E tanto sui Santinao, mano in alto, Rucca una fiera che entrano mano in alto poi andai. Mano in alto era un là una quarantina andata a lasciare, esatto, questa parola mano in alto, si è posto in colonna, anzi si è tutto perquisito, andare tirando tutto, portavo su fotografie, se torniamo tutto, devo fu applicato anche ti hanno sulle fotografie, se non fatti dei bambini, dei femmine, insomma, dei locali, delle cose, e niente piegato tutto, infatti da 60 addirittura si sputanta pure, ci voglianta tutto. Siamo in colonna e ho fatto 15 disi e 15 nottesi e commenti a pei. Esso su guardia cambiante ad ogni settore, cambiante perché punta 4 ore, cambiante guardia ad ogni settore, cambiante d'urnisce. Non sapei, e a mezzanotte, da mezzanotte ai 2 si diventa per me in campo libero in cui può fare bisogno di cose, però appattavo, perché quindi strantagiasta, sparando, dubitante non testi strantagiavo di fuori, ma a noi di fuori stai, non comprendiamo se non andai, te stai fuori, però essi sono tutto. E metas se la Sant'Andai non ci diventa veloce, può capitare a me pure, però mi questo coraggio e tornare a provare quando mi arrendi tutto. Poi questa parlavo su 5 giorni non si entrava nulla. E tanto poi 5 giorni fu sempre fame, dopo 5 giorni fu siti, e acqua non dia, e si pappaiava su un nido, pappaiava un nido. Dopo 15 giorni, arrivavo a capo di questo, si andava sul treno vagoni bestiame, di ponente 120-130 andoni a vagoni. E poi papà un'adesione di noi, hanno attaccato una ringa, però in due è stata da dividere. E da dividere fu da chi ne vincesse la pappata, che fu così pure, chi ne vincesse la pappata. E poi sì, poi buffai, infatti questo da poter rapire in questo filmato che antonavo, questo bullone che vi portano i vagoni si appartiene, questo con suo frio meta che fu, e sale di nostro, formata boccia di ghiaccio, e su caiao questa forma di ghiaccio. E un'adesione di nuovo, tanto su campagna aperta, firmata su treno, poi tutto pianta fanno, tutto pianta lasciare di nostro, portando tutta questa attrezzatura, picca e paga, si pianta fare forse, poi di che schifo un tra morto, si morire ogni dia, 5 o 6 morivano ogni dia messa in su treno. E poi andai in campo aperto, in cui pianta fare queste cose, sono terra e house. Tanto si arrivava su a questa storia troppo lunga, arrivava al campo di concentramento, e tanto fatta lasciare e si voleva nazione per nazione, però si voleva inquadrare nazione per nazione. Tanto tengo questo fu sul campo di concentramento, sul campo centrale, e infatti io separavo sempre in pure, e smistante, tengo uno smistante sul campo di concentramento, non uscivo lontano, a 50 km, a 100 km, e accanto a Traballos, e dopo parlavamo in noi sul campo centrale. In cui io ho conosciuto un amico, che questo amico poteva rotelli, e ogni mese si viene a questa visita, e questa visita fu si viene giù i pantaloni, parlas Brentamura, parlas fuori. Questa fu la visita per dire chi è che fu
più forte, più piazza, e pianta toccante a Sanadia, che ne dice panta più pruppa, così diventa prima, pianta prima, seconda e terza classe. E venendo che facendo questa cosa di pappai, da una parte ma arroz non mi da sopra, una parte fu trigo cotto, però si sfasciava tutto come ti chiesto un sembolino, però è che si non troppo pago, fu così, si non troppo pago. E tanto sui, quando andai a casa, quando si canta questa foresta, se in cui traballai, pappai a polla di qualsiasi matta che vestiti. E pappai di qualsiasi matta che vestiti, poi si pappai su, tagliano su corommetto, su moddi, non sa volle avere questa punta, su moddi si pappai. Tanto su che mi fu torrendo, tanto sono a dire, non mangiando, arriva a questa dottoressa, e mi hanno ma tu sei malato. E dopo oggi riuscivo a essere malato, dopo non c'è nulla da fare, non tenessi medicina, non nulla. E fu questa senata, fu il giallo che mi tenucerevo, queste partite fu. E cura non dia. E se mannavo, vedremo. E però cosa vede? Però è così, non ci sono cure, ho pazienza, muoio e basta. A 3 giorni già non torno da bene, ma ti questa specie di ambulatoria dunguni. E tutto il rio seguito, tanto che rispondeva con una costetta da comprendere in russo, che tenia su vocabolario e lo tengo ancora pure che dopo tornare a comprare. E mi andavo, aspetta, no, è andata una borsetta portata in gioco da una bottiglietta, e lui ha dato un quarto litro di latte, un quarto litro se no latte, fudi. No, tu ogni giorno bevi uno di questi, però, dottoressa, però, ma cosa sta combinando lì? Però lei sta rischiando la pena di morte, non poteva devo comportare tutto già, però non poteva aiutare un nemico, fu un nemico, fu un invasore. E no, ci pensiamo tutti e due, no, io guarderò io e ti guardi anche tu, non bello davanti agli altri. E infatti mi ha consigliato come ti fai e andare in gabinetto. Il gabinetto fu un traviante fatto forse su Tasanta dell'Inna e dopo farmi tutto che ha dentro questo amico del Tasante non ci poteva riesce mai a mi scoprire che ne sarà una cosa che noi ci veniva un meta e mo è morto. E non ci poteva riesce a mi scoprire tutto questo, non mi aveva fatto scoprire tutto questo pure. E c'è tanto su tanto quando andai a proprio Sierra Meda, quando fu entrato proprio di male a meda, non fui ad andare a traballare a Saporesta, si voleva a fare a pannoni, lui era poi lui era squadretta di 15-20 persone, che viene stecchino o puncia di canna, che come per noi antichi dei sabatteri, a chi ne via zoccolos, a chi ne via da sandolos, a chi ne via da sinanta catireddas, proprio di mano a fianco a questo. E tanto passando a Meria, e qui ci passa io, che anche io non ho fatto poca cosa, però ma già stavano lavorando, e andavo chi vesi così 600 grammi su stecchino, fu da peso 600 grammi, 600 grammi su stecchino, no, quindi vesi 700 grammi, si aggiungeva su 50 grammi di pane. E ci poteva iniziare a fare questo 50 grammi di pane, se 69 sono pruso per una parecchia, guarda, già che tu potevi fare un'endosia questo pane, questo pruso, tu potevi fare che questo pane pure. E toccava a fare marolla con questo tanti, perché no, è un'altra punizione pure. E riuscivo a biusta a capo che hanno fatto 2 su milanese. Questo milanese di 90, appunto, piantasse figlio davvero fascistone, non riuscivo si comportava in questo modo, tanto spicciocco bello biazzone. Si domandando ogni tanto di Mussolini, ma io sono di 90 anni di Mussolini questo. Ma hanno dei pesi, Mussolini dai scirisce, non riusciva a finire. E questo anzi, disponiamo su munizioni e fu scapuzzinetto su che due cappiate giusto sopra il strantaggio, però con chiodo su, poi non si può appattare, per non si accozzare.
E io andavo là così, ma tra morto c'è tutto, tutta questa sofferenza, la Santa tutto notte pure, non che sia stata una notte intera sulla Santa, con sa goccia a pizza, a conca, ma si comprende, sa goccia di sacco. Pontieni, che hanno tanto questo notte a Pontieni, a me mi ha questa dottoressa, gli ha fatto dedotto, poi mi fa partire prima dei altri, poi pure dai niente per male, che non per male, dobbiamo partire 2 o 3 mesi prima. Infatti questi 2 o 3 mesi prima, ma però, dai, quando si è cominciato a partire, questo treno, questa tradotta, partiva da quando lui era da strada libera, quando lui ha traffico in mezzo, tanto si pianta prima, visto se no di una notte a porta in una stazione, e c'è questa sì, soldati russi si sono accompagnati da Russia a Tasinanta, a Bologna, e a Bologna si sono consegnati agli americani ci hanno portato a Napoli, in cui si è fatta questa quarantena, ma quarantena di tutti, una ventina di giorni, poi si è entrato una bella vestimenta di questo del sacco, proprio questa roba di questo sacco che usano tanto con cimi, con sacco in mano che viene, poi io usato ma sconoscevo tanto, proprio la roba del sacco fuori. E quando questo si pubblicava questa nave Pontieni, questa nave, che nave questa sì, e questa nave pure, e in una stanza senta un salone in mano, senta questo un po' aspettando ad andare a battere, poi si imbarcare. E questa è una picciocca, questa mi pare che la conosce sempre. E tanto siamo a Castiai, siamo a noi. Ma tu non sei di questi spuntelli, sai che questi prigionieri. Ehi, ma tu però, ma non mi conosci, però no. No, sei Anna Picciao, questa Anna Picciao stavo da Paolino Pilli. Paolino? Pilli. Ho scelto dalle cose, mi piace Marcelletto di niente, e questa Anna Picciao. E dopo ma tu ti sei fatto? No, ma c'è frate mia, no, che tanto seriamo e ti si comanda Edoardo Picciao, non ti sai ricordare ma che gusto. Edoardo Picciao di Tassinata, comandai un mese, e telefonavo a Nurri, uscì per questo municipio a Scarabinese, di andare da famiglia, poi accompagnavo un giorno di Napoli a noi. E tanto a notte quando questi miei si è tornato a Napoli, in una sala a Manna, e andavo a Ravenni, grazie a Mengiano, andavo tanto di compagnia, andavo con questo amico di Rottelli, si andava a Brandicella, si questi croccaus, da un Castello, e noi ci attavai, disorientato, non a due militari, a questo non reso, a questo ma tu non fosti morto. Però tanto cominciamo a impressare, esce da chi ne fu, Alberto Pizzollo e tanto Betticello di Donine Dubetto. Punta militare venendo in licenza, perché sono ospiti di me, punta la licenza, venendo in licenza militare. Ma poi noi non si andava, vieni tu con noi, però no, e nei commenti. Andiamo su treno però fu da Serri, toccato andare a piedi. Però non mi dà faccio quando viene da Serri, andare da Serri a piedi. Tu vieni con noi, quando non tieni canatore si fermavano sicuro. E ci ho fatto, e di questo venivo su. Questo non pare, anzi se di camminava, mi piantava assai, e mi hanno accompagnato, sai, non sai che di Antonio Dubetto, qui mi salutavo, non poi non sai che c'era Ricchetto Villi, e appena mai scampava, santa suonare ancora. Mi fui setto su gradino che di fronte a c'era Ricchetto Villi, non prezzico più. E ci sono, da mezzanotte e quarto. Sono scampato a noi, però, ma antes bio, sono antes morto, sono mia. E questo è accaduto per i frati miei molto spontanei, che stavamo già abbandonati, scurtati. E non pare vero se noi Sebastiano Bandino, su babbo di Raffaele Bandino, azienda un po' a Sardaiara. Non so come hai mai fatto, no, ma è pieno sesi, ne venivo fuendo, ma però, no.
Peppino Sesi, Peppino, mi da immaginare, bussa da 100 anni, vai in andavo c'è Peppino. Bravo, io se andavo, scusa mia, andavo a tirare il levatore, se no ti fu nascere Raffaele. Mezzanotte, questo 25 di novembre del 45. E tanto questa, una bella addio, che sia in questa cittadella del Rossoschi, che è una cittadella manna di unos 75.000 abitanti, abbiamo una squadra di muratori, si fabbricando. Però si comprende, qualcuno vedono italiano, è accostiata, no, ma sei italiano, no? Sì. E te sei fan, stiamo costruendo, devo costruire un asilo nido, poi per i bambini, per i caduti, per i figli dei caduti in guerra, per ricordo e una interprete non ci andate. E la interprete è andata a Sudone a accompagnare i turisti, ma torna fra un'ora. Ma che senta 2 ore, devo aspettare a tornare. Comunque aspettava, tornata questa interprete. No, ecco, questo interprete veniva di cusa. Non lei l'interprete, non sì. Noi, povera c'era, noi, devo lì a domandare una cosa, noi lì a scegliere di uno che conosceva, che stavo dopo me avevano 3 mesi già, e non riuscivo che sia più morto lì a scegliere come te stette. E no, mi dona questa fotografia, no, e devo provare, no, questa fotografia non si dà un che da un tempo inizia a sortimore della vita mia. E no, guarda tranquilla, questa fotografia adesso non si dà un manco, devo faccio un'altra fotocopia, questa fotografia si dirà che avrà 15 giorni, si torna, no, è andato ogni 15 giorni. L'interprete è rientrata da Russia, e nada, a una per telefonare a caserma, a municipio o a un no. Prima provate, non c'era riuscita, di un'altra vides, di un'altra nulvi invece dei nurri. E infatti da smettivo, una 3 o 4 giorni da smettivo. Poi attorravano, ma non mi do la rende, torna a provare. Prova, ci riesce a coprire i nurri. Ma andavo, mo che telefono a Argiola, se che questo Argiola è morto, andavo, e poi in confusione la famiglia. Andavo a telefonare o a caserma o a suo o a suo preti o a suo parroco, e telefono da suo parroco. E ci danno una bella dia con Toni, suo parroco veniva a dire una sasceta in noi. Poi che questo interprete ha scritto tutto l'indirizzo di Issa e di San Rossa pure. E quando si contoniamo noi, moglie mia, nura mia, figlia mia, quando si incontrava, cominciava a ridere. E sapevano, ma è te in goia, poi ti ridi, sai. E babbo, non scio, bella novità. Bella novità. Per me è questa novità. E Maria mi andava, e torneranta da Russia. Ma non c'è tu, per mimi. E andavo Claudia in sul russo veramente da savu in mezzo. E tanto tempo io ho Gigi mi andava. Podia scoricare, no, che ho telefonato a Sant'Interprete. Telefonai, questo interprete, e poi faccio candere dicendo che non questi, non fai telefono e c'è da rispondere. E no, sono il figlio di Argiolas. Allora è vivo, signor Argiolas, no, Sant'Interprete. E tanto gli andavo di vassa a mamma, di vassa a babbo. Tanto ci salutavo. Ma allora cosa mi racconta della Russia? E nella Russia non sta tanto bene economicamente e anche malattie, sofferente di tutto, no? Non sta, comunque non sta bene. Ma lei quando arriva, fra 15 giorni, potevo mandare cose, no? E no, ma però non si conviene a mandare questa cosa, tutto il vacco bene controllato, quanti pagai, tutte le cose, no. Semmai se tu porti il vacco, no, forse non da controllo, no, devo guardare con un aereo militare e non si ci canta nulla. E ci ho fatto, in cui ti mandavo una volta cosa. Poi figlia mia, nura mia, non ti mandai cose ai gusti di nai e cose di stili e tutto, di tutto non ti mandavo. Poi anche andai a house, invece se ti mai se sei anziano ti mai su viaggio, poi ti mi attorravi il logos che passavano, comunque se andavo, e purtroppo non c'è più.